Ci sentiamo offesi proprio perché non siamo stati interpellati dal sindaco e non ci è stata preannunciata questa decisione. La scelta del sindaco di Rossano Veneto Marco Zonta di togliere le deleghe a Morena Martini ha causato uno scossone nella maggioranza e un gruppo di consiglieri composto da Adris Marchiorello, Cristina Bianchin, Michele Campagnolo, Gianni Fagione e Carlo Lando ha deciso di mettere i puntini sulle i. Essere una maggioranza comporta un doveroso confronto e un ascolto di tutti. Questo quindi comportava proprio per il sindaco di rivolgersi a noi. I consiglieri si sentono presi in causa dalle dichiarazioni del sindaco e rispediscono al mittente le polemiche. Il sindaco nel suo comunicato e negli articoli che sono usciti in questi giorni ha citato i consiglieri di maggioranza che erano assenti nell'ultimo consiglio comunale del 28 settembre. Questo a nostro avviso è un'ulteriore mancanza di rispetto proprio perché basato su una bugia. I consiglieri assenti quel giorno erano assenti ma giustificati, non come dichiara il sindaco. A fronte di una risposta del sindaco e di una comunicazione agli uffici, quindi secondo tutti i crismi necessari, è una mancanza di rispetto nei nostri confronti. Il gruppo compatto conferma il sostegno all'ex sindaca in un momento molto delicato. Noi sosteniamo Morena Martini proprio perché in questi mesi ha sempre cercato di tenere unita la maggioranza. C'erano state alcune problematiche da risolvere, come è giusto che sia e come è normale che sia, quando all'interno di un gruppo ci sono molte teste, ma la Martini avrebbe sempre cercato di coordinarci e di bypassare le problematiche facendo da pontiere. Questo però non si è verificato. Non sarà un ultimatum, ma le intenzioni dei consiglieri suonano come una sveglia per l'amministrazione comunale, eppure in tempi piuttosto rapidi. Noi attenderemo qualche giorno per ricevere la chiamata del sindaco. In caso questa non arrivi, proveremo noi a fare un passo nei suoi confronti, che riteniamo doveroso proprio perché la tutela dell'ente e dei cittadini di Rossano per noi è al primo posto. Una volta in cui avremo fatto quel passo, vedremo se il sindaco risponderà o meno e a fronte di ciò decideremo come muoverci.